esempio fare. Allora, l'INPA gestisce per il comune di Agrigento questo servizio, ma l'INPA ha delle direttive da parte del comune. Le direttive vengono date con un capitolato d'oneri. L'applicazione del contratto sulle affissioni pubbliche ed il relativo capitolato d'oneri tra il Comune e l'INPA, la ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sull'occupazione temporanea e permanente degli spazi e delle aree pubbliche e lo svolgimento del servizio delle pubbliche amministrazioni sono stati temi stamane al centro dell'accorata conferenza stampa svolta dal vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa. Il 27 di novembre del 2011 mi insedio in Consiglio Comunale. Finisco la mia prima consigliatura a maggio e si ritorna alle elezioni e vengo rieletto, ma io il 27 di novembre mi insedio, il 6 di dicembre del 2011 presento all'amministrazione il mio primo atto di indirizzo, la mia prima mozione, che voleva andare incontro all'amministrazione a regolarizzare un settore che non ha assolutamente regole ad Agrigento. Nel 2011 si rinnova il contratto con un'azienda privata. L'azienda privata ha un capitolato d'oneri che va rispettato. L'azienda privata, all'articolo 7, al comma 8, è scritto che tutti gli impianti ritenuti illegali o tali vanno immediatamente dismessi, addebitando le spese all'azienda che l'ha installato. Questo ad Agrigento non avviene perché, a quanto sembra da miei accertamenti personali, c'è uno scrollamento tra l'INPA, che è il gestore, l'INPA SPA, che è il gestore della pubblicità e di tutto il suolo comunale ad Agrigento, e i nostri uffici. Altra questione riguarda il volantinaggio. Il volantinaggio, ho presentato nella giornata odierna una revisione dell'attuale regolamento. Il volantinaggio, ad esempio, viene regolarizzato da cosa? Da una determina sindacale del 95. Questo è il contenuto della lettera che ha inviato al sindaco qualche giorno fa? Sì, io ho inoltrato una lettera al sindaco, al segretario generale e alla stessa INPA. Al sindaco chiedo il rispetto di una mozione firmata già nel 2012 dal Consiglio Comunale, chiedo il come mai non si è ancora attivato, chiedo perché quella mozione non ha avuto un seguito, e inoltre faccio presente al segretario generale in ultimo che, se lo ritiene opportuno, io chiedo con la stessa lettera l'inoltro di tutta la documentazione alla Corte dei Conti, onde addivenire al pagamento di quanto è del danno che è stato effettuato dai dirigenti, dalla politica. È inutile che i nostri dirigenti percepiscano un premio di produttività annuo quando invece il Comune, per inadempienze dei nostri stessi dirigenti, dettati magari dalla politica, fanno perdere annualmente al Comune di Agrigento centinaia di migliaia di euro.